Davanti al disastro sociale ed economico causato dalla pandemia da Covid-19 appaiono incomprensibili i ritardi nella campagna vaccinale che si registrano in Sardegna e che collocano la nostra isola agli ultimi posti tra le regioni italiane. E quanto denuncia in una nota la ANPCIA Sardegna, l'Associazione dei Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori. Di fronte alla crescente ripresa dei contagi registrato nelle ultime settimane nell'isola. In Sardegna gli ultra 65 anni rappresentano circa il 25% della popolazione. La lunga crisi economica, aggravata dalle conseguenze della pandemia in corso, ha purtroppo portato i pensionati, unitamente al settore primario, a essere i soggetti che garantiscono la tenuta sociale ed economica dell'isola. Molte famiglie sopravvivono e si reggono con le pensioni dei genitori e dei nonni, scrive la NPCIA Sardegna, che chiede al Presidente della Regione Cristian Solinas, all'assessore alla sanità Mario Niedu e a tutta la politica regionale di superare lo stallo e di fare in modo che sia immediatamente riprogrammata e rilanciata la campagna di vaccinazione con tempi certi, maggiore efficienza organizzativa e nel rigoroso rispetto dei criteri di priorità indicati dalle autorità sanitarie. Ritardi, disattenzioni e inefficienze dell'attuale campagna vaccinale colpiscono l'intera popolazione dell'isola, in particolare gli anziani e i soggetti con disabilità, che hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo in vite umane e ben lungi dall'essere considerati prioritari nel processo di vaccinazione, appaiono dimenticati da tutti, scrive la NPCIA Sardegna. Secondo l'associazione è necessario vaccinare rispettando rigorosamente l'ordine delle categorie prioritarie indicato dalle autorità. Quindi è giusto proseguire col personale sanitario, le forze dell'ordine, la protezione civile, gli insegnanti, così come riprendere in maniera più sistematica ed efficiente con i soggetti più fragili, con disabilità e con gli anziani per ordine di età e con patologie.